Con il doveroso omaggio della deposizione di una corona al monumento dei caduti davanti alla questura di Padova è iniziata la giornata di festeggiamenti per il 171esimo anno dalla fondazione della Polizia di Stato, occasione per un bilancio delle attività. Sotto il profilo appunto generale possiamo essere soddisfatti perché abbiamo fatto tanto. C'è perdurante rammarico di una percezione di insicurezza che c'è nella comunità, è indubbio che c'è, non possiamo sottacerla e noi studiamo strategie per migliorare, ecco, per venire incontro alle esigenze, per dare maggiore serenità a chi non si sente sereno. Molti i temi che riguardano la città di Padova, dalla droga alla violenza domestica, che vede impiegati gli agenti della questura. Il primo problema in questa nostra provincia è la droga ed è l'ambito in cui siamo stati più presenti, con grandi operazioni che ti danno soddisfazione, ma ti fanno anche percepire come la battaglia sia veramente difficile. Abbiamo emesso più provvedimenti per contrastare le violenze domestiche, gli atti persecutori. Il bicchiere pieno, diciamo mezzo pieno, è costituito dal fatto che le recidive per chi viene colpito da questi provvedimenti sono pressoché inesistenti. Le strade padovane, e più in generale quelle venete, sono troppo spesso teatro di tragedie. Su questo noi contiamo di mettere a regime un sistema, un protocollo che stiamo elaborando che prevede la possibilità come dire, di analizzare gli incidenti per capire dove avvengono, quando avvengono e perché avvengono. Anche i servizi al cittadino, come il rilascio dei passaporti, sono una priorità. I nostri uomini addetti all'ufficio stanno lavorando veramente tanto, facendo dei turni anche pesanti, ci ho assegnato altre persone all'ufficio, ma anche perché questi accordi da un lato con i comuni, dall'altro con alcune categorie, vedi le agenzie di viaggio, vedi anche Confindustria e da ultimo anche l'ospedale, stanno cominciando a dare degli effetti. Io prevedo che nel giro di 2 o 3 mesi la situazione sarà normalizzata.